Dobbiamo dare al più presto un po' di chiarezza alle famiglie. Io auspico che in brevissimo termine ci sia per ogni territorio almeno una linea condivisa. L'appello della Presidente dell'Anci Veneto a tutti i sindaci: troviamo una linea comune o sarà il caos per scuole e genitori. Guerra vaccini, atto terzo, sotto i riflettori ora ci sono loro, i primi cittadini. Riavvolgiamo il nastro. 2 giorni fa l'annuncio della Regione Veneto, moratoria di 2 anni per nidi e materne. Ieri l'attacco del governo, impugneremo il decreto a costo di commissariare la sanità veneta. E proprio oggi le ministre Lorenzin, Sanità, e Fedeli, Istruzione, hanno scritto una lettera a Luca Zaia. Testo: riveda subito le sue posizioni. Nel frattempo però ecco l'atto terzo, i sindaci che si spaccano e la battaglia che da sanitari diventa politica. I primi cittadini di centrosinistra si schierano con il governo, avanti con l'obbligo, no alla moratoria. Tra i primi a rompere gli indugi ieri Giovanni Manildo a Treviso, ma non è il solo. Se c'è una legge dello Stato va rispettata. La moratoria di 2 anni non ho capito a cosa serva, se non a prendere tempo, forse in vista di un referendum sull'autonomia che è a breve, non lo so. La Lega sull'altro fronte, anche per uno come il sindaco di Castelfranco che crede nei vaccini, ma... Rispetto però a quelle mamme che sono venute a trovarmi, ad esempio una con 4 figli, avendo vaccinato i primi 2 ha scelto di non far per gli altri 2, una mamma che ha un bambino e ne aspetta un altro, che chiede ha il diritto di essere informata e fare una scelta consapevole. A creare ancora più scompiglio Forza Italia. Stamani i vertici parlamentari degli Azzurri, Renato Brunetta e Paolo Romani, hanno intimato a Zaia: allineati con il governo. Apriti cielo, Matteo Salvini cannoneggia, sto con Zaia, Forza Italia si occupi di altro. È fibrillazione e non è un caso che a Conegliano il sindaco, che è anche coordinatore provinciale degli Azzurri e governa con il Carroccio, si sia preso 2 giorni di tempo per decidere. Stiamo valutando cosa sia meglio, come è normale che sia per i nostri cittadini, tenendo in considerazione sia le ragioni di chi non ha vaccinato, sia le ragioni di chi invece ha proceduto a vaccinare i ragazzi. In mezzo ci sono loro, i genitori, che restano in attesa mentre il tempo stringe e nessuno sa come muoversi.